Amici bellini, non si molla, non c'è conferenza come di consueto, però noi dobbiamo fare l'ipotesi di formazione, un pochino le abbiamo anticipate ieri, però c'è la novità e quindi del report dell'allenamento e quindi ne dobbiamo parlare. Cominciamo. Allora, perché quest'uomo è più fragile dei fragili mentalmente. Io qua vedo Patrick Kendrick. Welcome my friend, because I believe it's you. Non è un omonimo, è uno dei telecronisti di Paramount Plus che ci sta seguendo, perché abbiamo visto su Twix. Fate come Patrick Kendrick e iscrivetevi al canale. Potete poi lasciare i like se vi va, perché è una cosa di cortesia, e possiamo andare a vedere insieme il report dell'allenamento, il report del Napoli, che ci comunica una cosa straordinaria. Perché io ieri mi ero dimenticato, ma già l'altro ieri si era parlato di... no, proprio ieri si parlava di Lindstrom. E ho detto, ma magari se Kvara non ha recuperato completamente, una chance per Lindstrom. Mi sono scocciato anche di scriverlo come cosa bene augurante. Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo per una lombalgia. È capace che non lo convochino proprio, ma non lo so se quando usciranno i convocati, interessa poco, ma di sicuro non gioca, ma non avrebbe giocato nemmeno nella massima forma. Purtroppo questo è un acquisto che è stato un vero e proprio flop. Colpe sue minime, no, qualche colpa deve averla pure lui, però minime, perché nel caos generale. Però è stato proprio un flop, cioè l'acquisto più, perché gli altri, Nathan l'hai pagato poco, più o meno ti ha reso quanto lo hai pagato e non lo vediamo in campo. Cajuste ti ha reso quanto lo hai pagato. Lindstrom l'hai pagato un po' di più e ci si aspettava qualcosina, perché non è che poi di quelli gli altri stanno andando così bene. Politano è inamovibile, a centrocampo non lo potresti mettere, e quindi veramente male sotto questo punto di vista. E la formazione io me la sono giocata così, quindi dando una chance a Olivera per avere un pochino di fisicità, perché poi sì, è vero, ritorna Kvara secondo me, quindi invece di avere tutti piccolini qua, che era Raspadori, Traoré e Mario Rui, ci metto Olivera qui. Colpani in quella zona dovrebbe agire, vediamo, non mi dà grandi garanzie, anche se dovrebbe essere un po' più difensivo di Mario Rui. Le ultime partite di Olivera mezze e mezze, onestamente. Traoré, io vi direi solamente una cosa: occhio a Zielinski, perché non abbiamo ben chiara la situazione. Secondo me va letta così: se Calzona fosse già l'allenatore dell'anno prossimo, allora tu dici, io comincio a fare delle riflessioni e comincio a vedere anche dei giocatori che sono del Napoli invece di Zielinski, no? Piuttosto che Zielinski io comincio a far giocare Nathan, comincio a vedere altri giocatori. Invece, dato che quello deve solamente chiudere con dignità e chiudere la sua esperienza a Napoli da primo allenatore con grande dignità, per me Calzona se ne potrebbe fregare altamente della questione Zielinski, che già è dell'Inter, anche perché quando entra Zielinski nell'ultima partita entra bene e sfiora un Eurogol. Quindi tutti portano Traoré, ma io direi non Cajuste, ma Zielinski teniamolo presente, sovrapponibile a Traoré in quella zona, perché Calzona potrebbe anche dire, lo tengo, magari se è in buona forma mi conviene avere un pochino di qualità in più, perché Traoré sì, te la garantisce la qualità, ma ultimamente mi sembra che non abbia nemmeno la forma per giocare. Il Monza è una squadra molto dinamica e sono bravi, ripartono bene. Devi tenere tu il pallone e devi creare cose, non lo so, veramente è difficile. Lobotka si conferma, anche sa, idem con Patate. Se io fossi l'allenatore già del futuro, comincio a vedere Cajuste e gli dico, guarda Cajuste, l'ho provato, non funziona, serve qualcos'altro, perché anche sa, lo metti comunque in campo sperando che ti possa dare qualcosa. Idem per quanto riguarda la difesa, potresti giocarti un Ostigard, non dico al posto di insieme a Rachmani, perché sempre la questione dei colpi di testa, perché se il Monza conferma Djuric al centro dell'attacco è un mamma santissima di 40 metri alto, e attenzione, e quindi sarebbe opportuno un'idea Ostigard che mettiamo qua per contrastarlo nei colpi di testa. Di Lorenzo gioca sempre Mazzocco, e quindi ritorno di Politano, perché se Ngonghe ha recuperato come Kvara, io credo che a parità di condizioni Kvara gioca
e lo fai giocare. Ngong probabilmente meno, è più roba da secondo tempo, perché Politano ti garantisce la solita storia dell'equilibrio, e quindi questo è. Possiamo dare un'occhiata anche al Monza, il Monza di Palladino, e vediamo un pochino probabili formazioni. Prendo dal Fantacalcio, vedete il Napoli è confermato quello che vi dico, cioè con Olivera in dubbio 60%, ma gli altri sono quasi sicuri di giocare. Politano che la faccia Politanos. Mentre il Monza dovrebbe schierarsi con questo 4-2-3-1, perché? Perché Palladino non è uno che gioca solamente a 3, anzi sono parecchie partite che sta giocando a 4. Birindelli terzino destro, Izzo, Marì e Carboni sulla sinistra, Bondo o Bondò a centrocampo, visto che Pessina è squalificato, Gagliardin, poi Maldini è quello più in dubbio come sottopunta, e poi Colpani e Mota sulle fasce con Djuric davanti. Questo Popovic, ma chi è? Interessante. Valentin Carboni che potrebbe giocare al posto di Maldini. Queste sono le cose. C'è Zerbini e Di Gregorio in porta. Insomma, questo è. Nel frattempo il Milan sta liquidando, che sta 3-0. Eh sì, 3-0 inappellabile contro il Lecce, e tra un po' c'è il derby, guardatevelo mentre io c'ho il che fare, perché il derby romano ci interessa. Questo è un messaggio che io lancio ai calciatori più che ai tifosi. Io la rilevo, la stanchezza dei tifosi, mi rendo conto, vogliamo voltare pagina e vogliamo già ricominciare con nomi che accendono la nostra fantasia. Adesso si deve parlare di Zaniolo, Conte e tutta una serie di cose di fantasia, però sono 8 partite, non sono 2 partite, abbiamo già mollato. Ragazzi miei, ragazzi, sarò con te, perché l'abbiamo vista ieri, no? Questa cosa qua, sarò con te. Sarete con noi ancora? Cioè, lo volete fare? Vogliamo chiudere in bellezza, perché sennò arriviamo al momento del film proprio con la depressione generale e ci facciamo prendere in giro. Invece arriviamo al momento del film con un po' di entusiasmo e facciamo un mese di grande livello, perché altrimenti è deprimente. E ci stavamo riflettendo sul fatto che sì, manca Kim, manca anche Anghissà. Voi direte, ma quello non entrava nella foto, così. Non significa niente, perché come vedete non c'erano Raspadori e Juan Jesus, ma sono stati aggiunti lì su Gollini. Hanno cambiato la testa di Osimhen, perché evidentemente gli ha detto, oh, non mi piace sta foto, metti la cosa. Però Meret sta dietro Osimhen e non sa da vedere, e hanno aggiunto Kvara e Lobotka dietro, e però Kvara, insomma, non un lavoro eccelso per quanto riguarda la locandina. Poi Guido ci ha assicurato che dopo del cinema, che sta scritto solo al cinema, in qualche modo su qualche piattaforma di streaming ci arriverà, quindi i tifosi all'estero che non possono prendere un biglietto aereo per guardare questo evento cinematografico sono tifosi di Serie B che devono aspettare gli eventi, e non possiamo fare altro che aspettare, e quando sarà lo commenteremo, perché ci sarà un misto di emozioni tra quello che è stato e quello che potrebbe essere in futuro, e ne parleremo. Però adesso campo, adesso calzona, che non sarà probabilmente il futuro, però campo, però dignità, però grandi prestazioni, però voglia anche voglia di farvi vedere. E per questo mi sto rivolgendo meno alla mia community, ma mi sto rivolgendo di più ai calciatori, che lo so che ogni tanto i video se li vedono. Ragazzi, anche se ve ne volete andare, fatevi vedere, perché ad oggi l'unico giocatore che ha veramente performato, e che se un direttore sportivo guarda, ma aspetti, il Napoli in decadenza, no? Me la vado a pigliare qualche giocatore che aveva giocato bene l'anno scorso, l'anno dello scudetto. Andate a vedere quello del Manchester City con Guardiola che cita il Napoli, dice il Napoli non gioca con la difesa e contropiede assolutamente, lo cita, poi vi farò vedere tutto. Ma un direttore sportivo che si guarda i nostri giocatori e che dice qualche affare ci sarà. Un giocatore si è salvato in questa stagione, ed è Stanislav Lobot. Dopodiché, a targhe alterne, Kvara, il suo talento non cambia, però non si è potuto prendere la squadra tutta sulle spalle per tutte le partite, quindi c'è Lobotka che ti puoi andare a prendere se ti serve un tipo di giocatore del genere, anche se non ha la fisicità che nei top club servirebbe. C'è Kvara che te lo puoi andare a prendere, Osimhen per altri motivi te lo vai a prendere se ti serve una punta con riflessioni da fare. E poi quale top club si va a prendere Mario Rui?
Quale grande squadra vuole andare a prendere Oliveira, vuole andare a prendere Ostigard, Juan Jesus, Rachmani, Nathan, Kaius? Quale grande squadra? Di Lorenzo, voi mi direte, Di Lorenzo una grande squadra se lo può andare a prendere? Sì, probabilmente sì, però bisogna vedere, perché il procuratore di Lorenzo non è mai stato uno che riesce a far muovere i propri giocatori alla grande, di solito abbaia e poi resta e rinnovano. Quindi questa storia di Lorenzo secondo me porta dietro tutta una serie di dinamiche che devono spostare altri suoi giocatori. Credetemi, non c'è niente per Di Lorenzo. Zielinski il talento ce l'ha ed è andato già via. Traoré lo riscatti, Dendonker lo riscatti, in avanti chi se lo viene a prendere? Politano? Dai, perché se ti vuoi andare a prendere Zaniolo e devi sistemare Lindstrom, devi scegliere tra Politano e Ngong, perché altrimenti dove lo metti a questo Zaniolo? E volete veramente prendere Pinamonti al posto di Simeone? Una squadra sicuramente la trova, Raspadori qualche estimatore ce l'avrà, però qualcuno deve rimanere su dove ripartiamo? Insomma, vi renderete conto che sarà un mercato difficilissimo, anche se hai tanti soldi da spendere, perché devi prima liberarti per liberare certe caselle, e non vi dimenticate le liste. Da New York, finire bene, vincere le partite anche se non sono finali, anche se non si vincono trofei, perché dobbiamo arrivare a quel punto che tu dici se avessimo fatto quel pareggio oppure quella vittoria, e ognuno darà la colpa a chi vuole lui. Da New York i like finali, e vi abbraccio, vi bacio, domani chi lo sa.